Sono Franco Bazzara, presidente della torrefazione Bazzara Espresso. Bazzara Espresso è mezzo secolo di caffè, è un'azienda familiare alla terza generazione e che è parte della Trieste capitale del caffè. C'è un profondo legame tra la nostra azienda e la città dove si respira caffè portato dalla Bora, oltre ad esportare in più di 35 paesi al mondo il nostro caffè. Siamo considerati per la nostra passione nella diffusione della cultura del caffè anche attraverso i nostri libri, da alcuni tra i più grandi nomi del settore, la più grande agenzia di comunicazione dell'industria caffeicola in Italia. Ci occupiamo di formazione grazie a una delle più medagliate accademie di caffè d'Europa, la Bazzara Academy. Creiamo eventi come il Trieste Coffee Experts, ormai da più di 10 anni punto di riferimento nel panorama italiano del caffè. Dentro la nostra azienda coesistono moltissimi rami aziendali e ciascuno di essi ha necessità specifiche per poter progredire, dall'export all'editoria, dalla formazione al B2C. Abbiamo quindi ricercato quella che potesse essere la giusta soluzione per darci supporto in un momento in cui avevamo bisogno di risposte. Qui è subentrato il nostro contatto con un'agenzia, a cui abbiamo esposto i nostri quesiti e le nostre necessità in merito alle opportunità di insediamento, nonché di contributi e finanziamenti a sostegno delle imprese. Come dicevo, siamo un'azienda nella quale coesistono molti dipartimenti con diverse prerogative e necessità, il che implica che necessitiamo di soluzioni talvolta anche molto diverse tra loro. In agenzia abbiamo constatato che il team con il quale ci stavamo interfacciando aveva un quadro completo della situazione, cosa che, rivolgendoci ad altri enti o anche a aziende private, è difficile da trovare. Avevano e hanno una visione a 360 gradi di tutto quello che al momento è disponibile. È interessante per noi, o che magari in fase di apertura breve, relativamente a bandi europei, regionali, finanza agevolata e contributi in genere. Abbiamo poi avuto modo di seguire degli eventi e fare una formazione mirata per comprendere al meglio le varie dinamiche, come ad esempio quelle inerenti alle benefit corporations, con tanto di casi studio da parte di imprenditori che avevano affrontato questa transizione in prima persona. Sicuramente proseguiremo col piano di espansione e acquisizione per quanto concerne il nostro insediamento, nonché il progetto di internazionalizzazione. A questo si aggiunge anche il percorso di evoluzione aziendale che abbiamo iniziato a intraprendere verso la sostenibilità. Stiamo seguendo con particolare attenzione il processo che porta verso la trasformazione in benefit corporation e credo questo sarà il nostro obiettivo principale nei prossimi anni. Ringrazio Regione Ferrucini, ricordando che mai quanto adesso l'unione fa la forza.